Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in mezzo a un notiziario così tetro, dominato dall'odio politico, da scenari bellici che si aggravano di ora in ora e chi più ne ha più ne metta, forse salutare e ritrovare una temporanea parentesi di buon umore e quindi parlare del campo largo, che, attenzione, in questo momento equivale a un esercizio retorico della massima difficoltà, perché sostanzialmente equivale a parlare del nulla. E quindi per riuscirci mi appello alle fonti più autorevoli sul tema, ovvero i protagonisti di questa commedia al momento abbozzata o inesistente, meglio, nota come Campo Largo. Sì, perché c'è stata una doppietta straordinaria infilata dai due, in teoria, azionisti principali di questo buco nero politico chiamato Campo Largo. La prima è ovviamente lei, Elly Schlein, che è andata alla festa del Fatto Quotidiano con invidiabile attitudine masochista, si è presa anche una bella bordata di fischi e ha detto: dico al governo, abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo più il favore di dividerci. Detto che con Movimento 5 Stelle hanno perso sonoramente le ultime politiche, anche proprio nell'aritmetica, ma al di là di questo Elly ribadisce, ogni piezo spinto l'ha ribadito anche alla festa del Fatto, il suo essere testardamente unitaria. Siamo uniti, c'è la coalizione, c'è l'alternativa. Risate in sala perché arriva a ruota proprio a strettissimo giro la risposta, che equivale a una pernacchia, dell'avvocato di Volturara Appula Giuseppe Conte, il quale ha sostanzialmente gelato la Elly testardamente unitaria e che ormai ha ridotto il principale partito della sinistra italiana a un corteggiatore eternamente respinto del Movimento 5 Stelle. Rullo di tamburi virgolettato di Peppino Conte. Noi non siamo un cespuglio sotto la quercia democratica, noi abbiamo un'altra storia. Stiamo costruendo un progetto politico per mandare a casa Meloni, cioè l'unico collante dell'eventualissimo Campo Largo è far perdere gli altri, è mandare a casa gli altri e non far governare gli altri. Poi che ci sia un'agenda di governo condivisa sono dettagli. Infatti, rullo di tamburi, stiamo costruendo un progetto politico, ma non c'è alcuna alleanza strutturale, non c'è alcuna alleanza strutturale. Non è sufficiente solo vincere o costruire un finto accordo per poi andare a Chigi. Un finto accordo, ma la sentenza, direi definitiva, è: non c'è alcuna alleanza strutturale. E quindi all'ennesima strizzata d'occhio della compagna Elly, Conte risponde per l'ennesima volta picche. E tra l'altro noi aggiungiamo: non c'è alcuna alleanza strutturale, non c'è un'ipotesi credibile di alternativa di governo di centrosinistra in questo momento, per fortuna. Pensate voi in questo momento se ci fossero questi sbandati, se ci fosse il centrosinistra a trazione Elly Giuseppi a Palazzo Chigi, al governo del paese, in un momento in cui bisogna con mille difficoltà tenere l'Italia nella NATO e nel legame transatlantico, come ha sempre fatto questo governo ogni momento in cui si è dovuto votare su questi temi dirimenti, un momento in cui non bisogna recidere il legame dell'Italia con l'unica democrazia del Medio Oriente, lo Stato di Israele, pur mantenendo gli occhi e le coscienze aperti sul dramma di Gaza. Figuratevi cosa farebbero loro signori, che sono ormai una succursale della flotilla, se fossero al governo. Figuratevi cosa farebbero in generale proprio come asse geopolitico dell'Italia, visto che
Elly Schlein ha detto che se fosse lei al governo Donald Trump non sarebbe un alleato, quindi gli Stati Uniti d'America non sarebbero un alleato. Pensate voi se fosse al governo da un punto di vista dell'economia rispetto alla tenuta dei conti e alla razionale, oggettiva, anche se ancora non completa riforma fiscale che ha fatto il centrodestra, pensate se ci fosse questa accoppiata di tassatori e distributori di redditi di cittadinanza vari al governo. Quindi ci tocca registrare che il campo largo non esiste, lo dicono i loro protagonisti, lo dice in primis Giuseppe Conte, e in questo momento dobbiamo dire, pur da sostenitori teorici della necessità dell'alternanza, ma in questo momento storico, di fronte a quest'ipotesi di accozzaglia, diciamo che per fortuna non c'è un'alleanza strutturale, per fortuna non esiste questo centrosinistra. Grazie a tutti, a domattina.